Un comune con un sindaco sospeso, l'assenza di dialogo tra uffici e amministrazione, l'impossibilità ad utilizzare i fondi perché bloccati. Sono alcuni dei motivi che a Zoagli hanno portato alle dimissioni del vice sindaco Carlo Cassani, dell'assessore Massimiliano Amantini e dei consiglieri Giordano, Marchi e Galli. Per far cadere il consiglio mancava ancora una persona, così in un secondo momento sono arrivate anche le dimissioni di Angelo Sacco, una decisione spiega per accelerare i tempi, considerata anche la situazione ormai allo sbando. La notizia, diffusa dalla lista di minoranza Uniti per Zoagli sulla propria pagina Facebook, è stata confermata dai diretti interessati. Cassani, stamattina in comune per verificare insieme al segretario generale che la documentazione fosse in regola, ha spiegato che la decisione di porre fine al mandato è stata presa senza aver consultato il sindaco Rocca e, aggiunge, presa con il cuore spezzato. Tuttavia, considerata l'impossibilità ad utilizzare i fondi e con una situazione finanziaria complicata, oggi nelle mani di un commissario ad acta, chiamato all'approvazione del rendiconto 2018, la scelta di chiudere il percorso legislativo è parsa quella migliore. Il gruppo d'opposizione Uniti per Zoagli commenta: chi di spada ferisce e di spada perisce. Rocca ha fondato prima Kerchi, poi Nickel e adesso si sono buttati tutti dalla torre. Il punto è che, si legge ancora, con i debiti pesanti che hanno fatto non vogliono essere loro ad aumentare le tasse, ritengono sia meglio che lo faccia il commissario, così loro sono l'indi e la colpa del debito è degli uffici. Conclude poi: noi avevamo teso loro la mano per aiutarli, ma loro non si sono neanche fatti sentire. Su questo replica seccato Cassani: l'obiettivo della minoranza non era quello di aiutare, dice, ma di affondare Franco Rocca in ogni occasione e ad ogni consiglio. Ora il comune andrà al voto nel 2020. Quest'ultimo anno sarà affidato alla guida di un commissario nominato dalla prefettura.